Amici bellini, eccoci qua, facciamo un recap velocissimo, insomma velocissimo, non lo so quanto verrà lungo questo video, se non ve lo potete vedere, insomma mettete pausa, ve lo vedete domani, stanotte, lo mettete in play prima di andare a dormire, insomma si può fare qualsiasi cosa, e se invece è troppo lungo non dovrei, non fa niente, perché veramente non fa niente. Quindi il mio intervento al canale 8 da Silvermere, Tommy Mandato, abbiamo parlato di un po' di tutto, a fine video vi dico una cosina di Insigne, perché Insigne sta qua, lo vedete, sta qua, sta in America perché se lo vogliono comprare in ML, cominciamo. È un martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Sai chi ci ha raggiunto? Ma sento... Caffè Napoli 1926, c'è Valerio Fluido Celentano, quindi andiamo idealmente anche a New York, però lo vedo abbastanza, cioè mi sembra stanco. Secondo me ha fatto le ore piccole, il che vuol dire le orine, le ore piccole. Sì, vabbè, il fusi orari, tu lo sai, è un macello qui. Buonasera a tutti, ciao Tommy, ciao Silvio. Ciao grande. Come stai Valerio? Ti faccio anche i complimenti per l'intervista a Maurizio Pistocchi, no? Ah sì, e quella è il mio staff allargato, insomma, la pagina Caffè Napoli 1926 su Facebook sta piazzando dei colpi veramente niente male, Pistocchi del genio, poi insomma ci saranno altri ospiti, ne vedremo delle belle su tutti i canali possibili e immaginabili. Ma ci manca Mele però, guarda. No, ci sono stato già. Stato, sì, okay. Sì. Mele me lo sono preso io, me lo sono portato su YouTube, veramente. Con estremo piacere, però Pistocchi è andato a ruota libera, sì, senza freni. Si è sentito libero, insomma, di dire quello che c'era da dire. Poi lo sappiamo, Maurizio è una persona molto, molto onesta, è sempre un grande stata. Giornalista, un grandissimo giornalista. E quindi ha detto le cose come stanno, ricordandoci quello che più o meno qualcuno già sapeva o qualcuno aveva intuito, insomma, dicendo praticamente le cose come stanno. Ti mette un po' di tristezza, un po' di preoccupazione, però sono dinamiche che noi dobbiamo tenere presenti sempre. Quando si salta il Napoli, lo scudetto, 7 vittorie consecutive, ricordiamoci sempre anche queste cose qui che alla lunga poi fanno la differenza. In estrema sintesi, Tommy, le cose vanno così, però noi le dobbiamo raccontare colì. Certo. Le racconti come ti dico io? Sì? Va bene. Tappeto rosso, dovunque. Non le racconti come dico io e come tutti devono credere siano? No. E allora io chiamo il tuo direttore e tu vai a casa. È chiaro che non è la prima volta, non sarà l'ultima che ci siano chiaramente le grandi interferenze anche nell'ambito della comunicazione. Noi qui a Napoli sappiamo benissimo di avere poca forza in quello che può essere la voce nazionale, addirittura internazionale, e quindi ci sta anche bene da un punto di vista viaggiare sotto traccia con un entusiasmo che può essere solo nostro. Però è chiaro che nel momento in cui poi vai a violare quella che è la verità, quella che è la realtà, nei momenti che ci saranno, nei momenti topici, nei momenti importanti, ed è quello che fa paura poi per il proseguo della stagione. Giuseppe Di Palma ti saluta. Valerio, non so se ci hai seguito anche ieri, ci stiamo divertendo un po' facendo Amarcord, perché io sono convinto che l'Amarcord si sposi naturalmente con il calcio che a noi piace, quello anche della nostra epoca, e poi non si fa male, anzi si fa sempre bene, rendendo merito a chi più o meno ha fatto bene indossando la maglia del Napoli. Scusami, poi nel caso specifico secondo me fa bene anche alla squadra attuale, perché inevitabilmente se vai a fare dei paragoni con quello che abbiamo visto negli anni, veramente c'è da esaltare quello che stanno facendo questi ragazzi. Io cercavo di ricordare chi c'era a sinistra in quella zona, e ricordo Bocchetti in quel Napoli. Bocchetti. Quello era un Napoli che insomma ci faceva soffrire. Io poi mi avvicinai al calcio, ero abbonato allo stadio in quel periodo tremendo, quindi quando vedemmo Saber volare su quella fascia, ed era un Napoli-Juventus, e se non sbaglio fu l'esordio di Saber, e vedemmo quel cross incredibile che mise in difficoltà il portiere, ha detto è fatta, abbiamo trovato il terzino che ci farà sognare, e poi ne giocò penso pochissime e non andò poi benissimo. Che poi quella prima partita contro la Juventus, il Napoli andò in vantaggio con un Eurogol di Stellone, quello di Zeman, di Zeman, i tifosi scoprirono, insomma si illusero
perché di Fu un primo tempo eccezionale. caspita, un primo tempo così non lo vediamo da una vita. Questo sarà un grande Napoli con Saber e Stellone sugli scudi. Poi purtroppo Stellone si infortunò quella stessa partita, si ruppe il crociato e la Juventus la ribaltò, segnò Del Piero se non ricordo male. Ma scusami, hai dato un occhio al calendario, Valerio, anche se ti vedo stravolto? Fino a che ora avete suonato stanotte? No, è stata una lunga settimana quella che ci siamo lasciati alle spalle, devo dire la verità. Per fortuna si sta suonando un po' di più e sono contento poi di dormire in orari strani, non fa niente, purché si lavori. E il calendario, come no, lo sto guardando. Noi abbiamo preso questo momento di pausa, tra virgolette, perché alcuni nazionali hanno comunque giocato, però secondo me è importante perché abbiamo dei giocatori che non hanno il sostituto. Mi riferisco sempre ai due terzini, perché la storia del terzino sinistro la conosciamo, ma Di Lorenzo le fa tutte, e le fa tutte anche in nazionale, quindi la fortuna secondo me non ci sorride, perché li stiamo veramente spremendo fino alla fine. E la difficoltà è alta, è altissima, perché puntano tutto sulle fasce, e quindi mi richiamo me stesso nel discorso dei terzini. Tu sai quanto io stimi Singo sulla fascia destra. È il gran giocatore. Che è un giocatore che avrei preso ad occhi chiusi per far rifiatare Di Lorenzo, e quindi attenzione lì. E sto guardando insomma la partita con la Juventus del Torino, ho visto la fascia sinistra, lui sta giocando con questa alternanza anche in fase di cross tra Rodriguez, Ansaldi, poi c'è Aina, insomma il solito lavoro delle fasce di Juric che ci ha sempre messo in grande difficoltà. Il Napoli deve stare super attento nel famoso cambio di gioco dei quinti, perché il Napoli si prende questi rischi di fare molta densità in una zona del campo, e quindi se sono precisi gli avversari nel cambio di gioco facciamo grossa attenzione, perché altrimenti Napoli-Verona, perché diciamo sempre Napoli-Verona, anche se Napoli-Torino noi diremo sempre Napoli-Verona. Sì. E tu Valerio dall'America non sei passionale? Io non sono passionale. Chiedi a Gio Del Core se si ricorda con quale piede preferito giocava Facundo Quiroga. No, ascolta, perché continua. Purtroppo in questa trasmissione quindi c'è una finalità. Noi purtroppo ci siamo dimenticati di esprimere in apertura la nostra finalità, però Gio Del Core l'ha capita e scrive: in questa trasmissione viene utilizzato per fare la solita becera propaganda per De Laurenti, facendo intendere che il Napoli è sempre stato una poca cosa e che finalmente con Aurelio il Grande è arrivato il calcio a Napoli. Io credo che Gio Del Core, non so se è sintonizzato sulla nostra trasmissione innanzitutto, se è sintonizzato sulla nostra trasmissione forse è la prima volta se ne sarà fatto un'idea del genere. Esatto, no, io ricordo che mi emozionai quando gli vidi calciare un calcio di punizione dalla difesa con il piede suo non preferito, e quindi cercate di capire quanto la passione poi dopo ti spinge a nuotare anche? Cosa ti spinge a nuotare? Esatto, perché tu sei talmente vincevi talmente poco, cioè stavamo proprio alla canna del gas praticamente. Pareggio anche in casa, tu esultavi, tornavi a casa contento, vabbè però hanno lottato, visto Taglialatela quante parate che ha fatto insomma all'epoca, e quindi vedere un giocatore che per una volta fa un rilancio con il piede suo non preferito, e se non vado errato lo fece con il sinistro ed preferiva il destro. Ecco, adesso noi vediamo un giocatore come Zielinski che può fare uno schema da calcio di punizione con il piede che non è in teoria il suo preferito, ma è assolutamente ambidestro. Io credo che lui abbia imitato Quiroga. È chiaro, noi abbiamo studiato lo schema del Borussia Dortmund e ci siamo ispirati a Quiroga per eseguirlo. È un Napoli che è cresciuto in maniera esponenziale, forse anche troppo presto, e adesso è chiaro che il tifoso si aspetta, anche soprattutto il tifoso che non ha vissuto quei periodi lì, si aspetta quel salto di qualità, quel saltino impossibile, che è quello là proprio più difficile da fare. Buonasera a tutti, ciao Valerio. Qualcuno dice che il nuovo proprietario del Newcastle vuole Koulibaly, Insigne e Osimhen, ma non fa prima comprare tutto il Napoli. Buon martedì pazzesco. E mica ha torto. Ci rimane io mi ero permesso di anticiparla la notizia nel momento in cui ho sentito di questo nuovo principe
del petrolio, insomma, questo è uno dei più ricchi al mondo. Ho detto sicuro adesso cavalcheranno e uscirà la notizia di Insigne. Non avevo anticipato Osimhen e pensavo, insomma, Koulibaly magari se la può chiudere col Napoli la carriera a questo punto, è il comandante, è stato, insomma, investito di questo ruolo da Spalletti, però Insigne è il capitano, quindi vale lo stesso discorso. Poi hai visto i pozzi che ha a disposizione e hai aggiunto anche Osimhen e Koulibaly. Certo, ma perché ovviamente sono i giocatori di punta di una squadra che è prima in classifica, l'argomento è immediato, insomma, specialmente quando non c'è campo di cui poter parlare, si parla di mercato, non c'è altra... Altro discorso, ma su Insigne stanno uscendo notizie degli americani adesso, sì, e quindi me lo ritrovo quindi qui. ne sai qualcosa? Me lo ritrovo qui all'improvviso, insomma, eccolo qua. Scusami, ritorna tu. Cosa ti direbbe Spalletti? Spalletti direbbe, aspetta, insomma, però, dove sta? Che senza Insigne ok. E lo vedo con la palpebra leggermente calante, perché ma non è vero. No. Vai col caffè, Valerio, vai. Caffè Napoli 1926. Eccolo là, ci vuole il caffè. Ci vuole il caffè, ragazzi. C'è poco da fare. Poi Messico 86, nuovo lavoro, Mi sa che Messico 86. Volendo proprio essere dei ragionieri, si potrebbe pensare ad un contratto a scalare, magari senza il fisso per 5 anni, che potrebbe essere un rischio in effetti. E se tu lo consideri a scalare, lo famoso lo spalmi, come si usa dire, e quindi puoi ammortizzare poi col tempo e fare... Ma non accetterebbe mai. Lo so. Però secondo me, Tommy, è anche questione di, e mi rifaccio anche alle parole di Antonio Giordano, che ho avuto il piacere sempre di intervistare. Devi vedere qual è l'alternativa: rimanere a Napoli anche magari con un contratto che non ti soddisfa al 100%, oppure dove vai? Cioè, qual è la squadra che ti consente di lasciare Napoli senza regrets, senza avere rimorsi? Deve essere una squadra importantissima, internazionale. Andare in Italia, in un Inter, non lo so quanto ad Insigne possa far bene. A Napoli potrebbe distruggere tutti i record, anche recuperare Mertens se fa un contratto lungo. Guarda, non è il caso, chiaramente parliamo in generale, ma è chiaro che fra 2 mesi cambia completamente la situazione, nel senso che lui è libero completamente, per cui non essendoci un costo di cartellino, trovi sicuramente la squadra che spalma il suo costo, il suo eventuale risparmio nel costo del tabellino sulla sua cosa contrattuale, sulla sua parte contrattuale, e quindi cresce sicuramente anche un'offerta. Ci può essere un'offerta maggiore per quanto riguarda il singolo contratto, per cui non è difficile. Un giocatore che ha 30 anni a mercato, sicuramente l'aspetto passionale viene a cadere, ma il calcio, parlo in generale, non nel caso specifico di Insigne, di Lorenzo, il calcio ci ha insegnato che a quei livelli là stai rappresentando delle aziende, per cui molto spesso, quasi al 99%, si ragiona con la testa piuttosto che con il cuore. Ragazzi, te ne cito uno, Silver, che probabilmente non è stato fatto. Sì. Stefano Lombardi, me lo ricordo. Giocò solamente un anno, non molte partite nel Napoli, difensore anch'egli mancino, sì. E io lo ricordo per la capacità tecnica che ci faceva vedere, però tra fine primo tempo e secondo faceva palleggi straordinari. Noi allo stadio ci godavamo il riscaldamento, anche se poi magari non entrava nel secondo tempo, ma aveva una tecnica individuale veramente invidiabile. Poi dopo in campo i giocatori devono fare un altro tipo, ma Lombardi era veramente veramente forte coi piedi. Quindi ho una naturale allergia le strisce al decolorato. Mamma mia, stavi per dire manco prima sentivamo il cagnolino che abbaiava vicino a te. Sì, c'è un bel cane. Sì, quindi abbiamo ricostruito bene. Luigi, ma grazie a te, grazie. Valerio se la ride, sghignazza. Ma era perfetto, manco un bau. Che ne dici, Valerio? Quanto tiene
il Napoli all'Europa League, secondo te? Io sono d'accordo con Tommy, spero ci tenga molto. Spero di andare più avanti il possibile, perché vincere ti aiuta a creare mentalità. Spalletti l'ha detto proprio bene, ha detto: io non posso cercare di insegnare uno stile, una mentalità, una squadra e poi comunicare che questa partita mi interessa di meno. Spalletti dice: anche quando gioco nel parco sotto casa voglio vincere, e non esiste. Quando si indossa questa maglia bisogna rispettarla al 100%. Sulla rosa lì il discorso è importante, perché ci viene a mancare Mario Rui sulla sinistra e Ghoulam non è nella lista, quindi lì a sinistra bisognerà inventarsi qualcosa, capire se Juan Jesus è in condizione di giocare da subito, o se andiamo ad adattare un altro giocatore. La butto lì, un Koulibaly a sinistra e magari recuperi Manolas Rachmani al centro, o devi adattare qualcun altro. Non vorrei rivedere Elmas terzino, per esempio. Zanoli, però Zanoli immagino con un minutaggio graduale, no? Progressivo, perché non puoi prendere sto ragazzo e lanciarlo e buttarlo dentro. Mister, si gioca contro il Torino domenica, livello di difficoltà, però la gente ormai chiede lo scudetto, è l'8ª vittoria di fila. non si è quello che si dice, si è quello che si fa. È grande. Il nostro inviato, il mister inviato da Valerio a New York, in America. Tema tecnico-tattico in vista del Toro, Valerio, tu cosa immagini? Credo che rispetto alla Fiorentina il Napoli cercherà di avere il possesso palla stavolta. Siamo in casa, Juric ti gioca uomo contro uomo, un po' come ha fatto Italiano, però Italiano ti ha costretto un attimo a specchiare, dovevi metterti tu a specchio e aspettare un attimo. Il pericolo contropiedi, dobbiamo stare attenti lì, perché ho in mente insomma le 2 partite col Verona dell'anno scorso e Juric vuole mantenere questo discorso anche con il Torino. Silver, che tu sappia, recuperano Belotti e anche Zaza. No, c'è ancora un grosso punto interrogativo, Ok. Quindi è da vedere le prossime quindi ore. Molto Folti a centrocampo, questo ce lo possiamo aspettare. Molto Folti, anzi eccessivamente Folti poi nell'ultima mezz'ora con la Juve. Perché poi tolsero anche l'ultima punta. Ha rinunciato a giocare. Troppo. Va bene, Valerio, io ti ringrazio e ti saluto. Il messaggino di oggi con il quale ci lasci qual è? No, che al di là del risultato, sempre resta solo la maglia, quando potrò trovarla tra l'altro nei negozi così. Ma è vero quindi che ad Halloween esce una maglia speciale, qua si parla. Dovrebbe essere così, Vedi, le sorprese non finiscono mai, caro amico mio. Mai. E allora aspettiamo fiduciosi di vederle anche sulla Quinta Avenue. Va bene, è giusto, mi sembra giusto. Valerio, un abbraccio forte, grazie. Grazie a voi sempre. Ciao Valerio. Caffè Napoli 1926 da New York, Valerio Fluido Celentano. E insomma, amici bellini, è stata una puntata veramente una puttata. Mamma mia, proprio l'italiano. Quello poi capita quando io sto un po' più a contatto con gli americani a lungo termine, mi scordo come si parla in italiano e purtroppo è così. Insomma, la questione Insigne tiene banco e terrà banco per tutto l'anno, lo sappiamo già, non ci dobbiamo né sconvolgere né sorprendere né niente. Cerchiamo, se magari Insigne non legge i giornali, però legge i social, quindi noi stiamo attenti sui social, abbiamo la nostra responsabilità di far sentire il capitano sereno e tranquillo, perché ci serve. Poi al di là chi lo vuole cedere, chi pensa che non sia un grande affare, chi pensa che è meglio che sia sempre titolare, va bene tutto, l'importante è che stia sereno quando sta in campo, perché lì ci può dare una grossa mano per vincere le partite. Poi dopodiché il resto sono tutte chiacchiere distintivo che non toglie sete, l'acqua che non toglie sete, e il bambino l'acqua sporca che butti tutto i panni a mare con tutti i panni. Da New York Valerio Fluido è tutto. Se l'avete visto tutto, sotto potete scrivere che l'ho visto tutto, per esempio, ma potete anche non scrivere, perché secondo me chi se l'è visto si è divertito, chi non se l'è visto pazienza. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe.
quante cose.